Si è svolta questa mattina la cerimonia di assegnazione ufficiale del terreno di gioco dello stadio comunale Cardinale di Capaci nelle mani del Resultana San Lorenzo, alla presenza dei vertici sia dell'amministrazione comunale di Capaci che del club Nerorosa, capitanata dal presidente Gaetano Conte. È avvenuta la cerimonia che dunque consentirà il via ai lavori per far sì che la formazione palermitana possa scendere in campo entro la fine del 2023 nel suo nuovo terreno di gioco. Sì, finalmente il risultato San Lorenzo ha una casa sulla quale può iniziare a creare i propri progetti, perché oggi non è un punto di arrivo, oggi è una fase fatta, ma la realtà è un punto di partenza per noi. Finalmente possiamo creare una base per quello che realmente abbiamo in testa, che sogniamo da tanti anni. Ormai abbiamo preso il volo, devo dire, oggi è una giornata storica per tutto il movimento calcistico, sia regionale che non si sa dove, perché avere una struttura del genere di proprietà, perché così si può dire, sarà un fiore all'occhiello, perché come ha detto il sindaco molto spesso non è solo un campo da calcio, qua sarà una vera e propria città dello sport con impianti polivalenti e molto altro che piano piano andrete scoprendo. È un sogno che si realizza perché è da tempo che cerchiamo di di andare dietro a questo obiettivo, che era la realizzazione di questo stadio, per dare una casa sia alla nostra squadra, di cui io faccio parte come dirigente, ma sia come imprenditore, per realizzare questo stadio, questa cittadella dello sport che verrà messa a disposizione del paese di Capaci, che ci ha dato la possibilità di poter realizzare questo sogno, e con tanto orgoglio presentarlo il prima possibile, in modo che tutti si possano avvicinare a questa struttura, e in particolar modo, anche se da Palermo, in particolar modo la città di Capaci, che aveva bisogno di una struttura del genere per fare divertire i propri ragazzi. Sì, 9 maggio, oggi scriviamo la storia di Capaci, un'emozione grandissima, ringrazio l'amministrazione comunale per aver permesso questo. Sì, cercheremo di accelerare l'iter e quindi di poter dare una casa a Resultana, ma soprattutto una casa a tutti i ragazzi di Capaci e del territorio limitrofo. Io non potevo mancare, come rappresentante del territorio all'Assemblea regionale siciliana. Questo è un momento importante per il territorio e per tutto il comprensorio. Del resto sport non significa solamente praticare la mera attività sportiva, non significa solamente generare spettacolo, ma significa anche impegnarsi nel sociale, perché chi pratica lo sport ne beneficia in termini di salute, in termini di benessere, perché si favoriscono le relazioni che si cementificano, si favorisce l'inclusione e quindi si riduce il disagio sociale, e poi si accrescono valori fondamentali come quelli della solidarietà e del rispetto. Ecco perché questa iniziativa lodevole, il connubio tra il comune di Capaci, tra l'amministrazione e la ASD Resultana San Lorenzo, è un risultato importante che permetterà di dare visibilità e lustro al nostro territorio, non solamente in termini di risvolti sociali, ma ci auguriamo anche in termini di risultati ed eccellenze sportive, non solo a Capaci, ma mi auguro in tutto il comprensorio.